Ieri mattina ho ricevuto l'email di una persona di Orani che ha fatto il Master MBEC, un architetto, un giovane architetto di Orani. Sto qui da architetto ha fatto il Master per specializzarsi in architettura anche legata ai templi, legata religiosa, quindi studia le forme, le regole anche del culto, degli altari, del presbiterio, gli arredamenti, queste cose. L'ha fatto attraverso anche una partnership con la CEI. Questo qui, per terminare il suo master, ha avuto uno stage di lavoro a Barcellona nel cantiere che sta ultimando, credo entro il 2011 deve ultimare, la grande basilica, la Sagrada Famiglia di Gaudì. Quindi c'è un giovane di Orani che ha fatto uno stage di lavoro, ma poiché è andato bene, alla fine l'hanno assunto e sta lavorando e ha avuto l'incarico, lui personalmente, ha la responsabilità dell'altare e del presbiterio, dell'abside, della Sagrada Famiglia. È il suo progetto, è la sua direzione lavori e adesso continua a vivere a Orani e va avanti e indietro anche usando Ryanair perché costa poco, si prenota in anticipo e viaggia quasi settimanalmente tra Orani e Barcellona con la responsabilità della conduzione dei lavori della parte proprio centrale del culto della Sagrada Famiglia. Ma la cosa che è veramente sorprendente è che mi ha mandato la foto dei nuovi portoni che mettono nella facciata principale, i portoni in bronzo, e questi portoni non hanno tante forme plastiche, sono realizzati incastrando le lettere del Padre Nostro, e c'è il Padre Nostro in spagnolo, molto bello, e il Padre Nostro in tante lingue, in 50 lingue, le 50 lingue delle persone che hanno contribuito a realizzare questa fabbrica della Basilica, e c'è il Padre Nostro in sardo nel portone della Sagrada Famiglia. E alla fine, per la diffusione della lingua sarda e per dare dignità alla lingua sarda, probabilmente ha fatto di più questo ragazzo di 300 anni di discussioni o di 50 leggi. Quindi